Alberto Trentini, il cooperatore veneziano 45enne di cui dal 15 novembre non si aveva più alcuna notizia, si trova detenuto in carcere in Venezuela. Lo ha detto ufficialmente il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, specificando che la Farnesina ha già chiesto la visita consolare, oltre al rispetto delle condizioni carcerarie dignitose per il nostro connazionale. Un primo risultato, seppur ancora molto parziale, è stato dunque raggiunto anche grazie alla mobilitazione. Dopo 2 mesi si è finalmente rotto il silenzio circa la sorte del cooperante originario del Lido di Venezia, in missione umanitaria con un'organizzazione non governativa per portare aiuto alla popolazione martoriata dalla dittatura. Nelle prossime ore anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si recherà a Roma per incontrare il ministro. Tajani ha poi aggiunto che ci sono anche altri 8 detenuti italo-venezuelani per i quali è stata chiesta la liberazione. In contatto con il vice premier c'è sempre l'assessore comunale lidense Michele Zuin, nel partito di Forza Italia tra i più stretti collaboratori italiani. Siamo vicini alla famiglia, non facciamo troppa pubblicità di queste cose perché abbiamo visto di recente che è successo della liberazione di Cecilia Sala, parte anche proprio dalla discrezione che ci deve essere in questi casi. Il senatore Andrea Martella, coordinatore veneto del Partito Democratico, è anche egli in prima linea. Ci siamo mossi rivolgendoci al Ministero degli Esteri con delle specifiche interrogazioni per chiedere di fare tutto lo sforzo diplomatico possibile, innanzitutto per accertarsi dov'è, ovviamente per garantire detenzione e diritti dal punto di vista carcerario, ma soprattutto per arrivare alla sua liberazione. Intanto dalle 9:30 di venerdì fino alle ore 10 di sabato la sua parrocchia di Sant'Antonio al Lido di Venezia ha voluto dedicare le 24 ore di preghiera e adorazione eucaristica ininterrottamente anche di notte per pregare per la liberazione di Alberto. Tutta la comunità certamente di Sant'Antonio, ma credo anche di tutta la Chiesa veneziana, si raccoglie attorno proprio alla famiglia e garantisce la sua preghiera